E giunse il giorno più temuto, quello della grande prova del Monte Zoncolan, la salita più dura d'Europa, una super tappa partita in tarda mattinata da una festosa Maniago. In Piazza Italia momenti di gioia ed entusiasmo per la carovana rosa, gente affacciata sui balconi, posizionata sulla fontana dietro le transenne. Nessuno vuole perdere l'appuntamento con i girini, vigilano ed agevolano il flusso dei tifosi, forze dell'ordine e protezione civile, e dopo il passaggio delle firme, prima di intraprendere la loro fatica, i ciclisti si lasciano avvolgere dall'abbraccio di Maniago. Non mancano gli autografi di rito e le presenze illustri, fra i quali anche gli ex campioni Moser e Cipollini. Per Maniago una giornata di gran sport e di festa. Bellissima, bellissima, una festa magnifica. Confermo. Basta così, dai. Pubblico ottimo. È stato veramente bello, anche se però per me il ciclismo da quando non c'è più un certo Pantani non è più lo stesso. Un festone! Il giro parte, qualcuno cade, ma senza gravi conseguenze. I tifosi, a debita distanza, seguono la carovana incitando i loro beniamini. Aria di feste e di giri in una mattinata contrassegnata dal bel tempo. Non mancano i gadget e le classiche magliette rosa, e per omaggiare il giro c'è anche chi si accompagna alla propria bicicletta. Molto bello oggi, molto bello. L'abbiamo già visto prima, ma oggi è veramente molto bello. Poi il tempo bello, quindi ci siamo divertiti. Una giornata indimenticabile per Maniago e forse anche di buon auspicio per futuri ciclisti. Penso che sia uno sport giusto per i bambini, per poter crescere bene. La tappa vive sulla fuga di 19 corridori, ma è lo Zoncolan il protagonista, con quella sua terribile salita di 10 km, ma a dislivello di 1203 metri e una pendenza media dell'11,9, con punte asfissianti del 22. Davanti rimangono in tre e si impone l'australiano Roger, seguito da Pellizzotti Bongiorno, ma il verdetto sulla porta dell'inferno è chiaro, non delude le aspettative il colombiano Quintana, che controlla e ipoteca così il giro. La passerella finale è tutta targata Trieste, con il gran finale di 169 km da Gemona a Piazza Unità e 8 giri di circuito cittadino.